Seconda corsa ancora riservata a cavalli di 3 anni, una mista che vede due ritiri, quelli di Audace Ongi e all'ultimo istante di Astronaut Horse. Restano così in 10 lo schieramento Able TR, Argentina Lux, Arles Rei Greppi, Allure, in seconda linea Alvarino, Amos Rab, Afrodite OP, Aspirinetta Oil, Alcatraz Club, Alba del Nord. Pronostico che vede Alvarino favorito in chiusura, numero 7, Antonio Greppi. Intanto c'è l'errore di Allure, mentre è rimasta subito molto lontana anche Alba del Nord e c'è lotta per il comando con Argentina Lux che Numero cerca di 6 contenere Allure Arles dei Greppi squalificato. ma sbaglia e così Arles dei Greppi va a condurre. In seconda posizione si mantiene Numero 3 Able Argentina TR, Lux la squalifica per squalificato. Argentina Lux, alcune defezioni già dopo i primi 200 metri di gara e quindi Arles dei Greppi può continuare a condurre nei confronti di Able TR dopo il primo quarto di gara che se ne va nell'ordine del 30. Cavalli sulla seconda piegata con allievo di Gaetano Di Nardo che continua a guidare, mentre all'esterno si fa luce Alvarino. Alvarino è seguito da Amos Rab, mentre all'esterno ha spostato anche Afrodite Opina, anticipo su Alcatraz Club. Dopo i primi 600 in 46,4 si fa luce Alvarino che va a ridosso di Arles dei Greppi. E dopo 800 metri di gara, due in pariglia, Alvarino non forza, in scia c'è sempre Amos Rab, poi Afrodite OP che però si getta di galoppo, Numero indietro 9 Alcatraz Afrodite Club, OP lungo la corda rimane squalificato. Able TR, intanto ha qualche problema di andatura anche per Alvarino, il chilometro intanto in 1:17,1 e Arles dei Greppi si mantiene in vantaggio a 500 dalla conclusione, viene via in terza ruota Amos Rab. Amos Rab supera Alvarino, si profila su Arles dei Greppi a 400 dalla conclusione, parziale in 15,1, insiste Amos Rab, tende ad avvantaggiarsi a metà della curva conclusiva e scende in corda a 250 dall'arrivo. È passato quindi Amos Rab nei confronti di Arles dei Greppi, retta d'arrivo con Amos Rab in netta evidenza, si distacca nel finale, Amos Rab viene a concludere isolato e successo nettissimo, mentre per il secondo posto è il numero 1 Able TR che ha ragione di Arles dei Greppi, 1,16 netto, 29,8 a chiudere per Amos Rab in sediolo Roberto Vecchione ed è la prima vittoria in carriera per questo figlio di Vigliano Prince in scuderia da Stefano Tranchina. Rivediamo le battute conclusive con Roberto Vecchione che stacca facile per vincere assai nettamente sul traguardo, quota di 6,02 al totalizzatore. Amos Rab sul palo al secondo posto finisce il numero 1 di Able TR che piega di precisione il numero 4 Arles dei Greppi.